Grazie Presidente. Ormai è stato appurato che l'amianto è rigorosamente cancerogeno purtroppo, e non solo, ma abbiamo periodi di latenza lunghissimi che arrivano sino a 35 anni. L'amianto è un problema di salute pubblica, visto e considerato che è molto usato in edilizia, è usato nelle abitazioni, lo troviamo nei guanti che si usano per il forno, lo troviamo nei teli per l'asse da stiro, lo troviamo addirittura nei phon. Quindi è davvero molto diffuso. È un problema di salute pubblica, ma non solo, è un problema anche fortemente ambientali, visto che noi troviamo ancora oggi anche nei nostri ovili il tetto in Eternit. C'è stato un uso veramente spaventoso sia da un punto di vista industriale che da un punto di vista militare, quindi la Sardegna diciamo che è in una situazione di allarme piuttosto forte. È un problema di malattie professionali. Io vorrei concentrare l'attenzione, cioè dirò due cose in generale per quanto riguarda anche il fatto che manchi un'informazione seria tra i cittadini, manca una mappatura riguardante i siti contenenti questi materiali, quindi mi riferisco quindi a opifici, officine e fabbriche. I servizi comunali in merito a questi interventi non sono assolutamente in una situazione felice, manca il coinvolgimento di istituzioni ad esempio come l'ASL, che invece dovrebbero assolutamente interagire. Ma c'è un problema molto grosso che riguarda anche la Regione Sardegna, e cioè una disattenzione fortissima per quanto riguarda il riconoscimento dell'esposizione al rischio amianto tra i nostri lavoratori. Direi pure che questo aspetto è una delle pagine più dolorose non solo dell'industrializzazione forzata che c'è stata in Sardegna, ma anche della legge italiana che discrimina i lavoratori sardi. E siccome poco si è parlato di questo aspetto, vorrei dire che ritengo che la Sardegna necessiti innanzitutto di un osservatorio permanente per il monitoraggio della legislatura e della giurisprudenza in materia proprio di sicurezza del lavoro. Infatti in Sardegna nessuno ha mai vigilato sull'applicazione delle leggi italiane, nate quindi per tutelare i lavoratori, come ad esempio nel caso dei lavoratori esposti al rischio amianto. Quindi è come se la salute dei sardi valesse molto meno rispetto a quella di un italiano medio. Quindi che in Sardegna le buone leggi italiane non vengano applicate come nel resto del territorio è un dato di fatto. Come è stato già ricordato, nel 92 è stata emanata la legge che proibisce l'importazione, l'estrazione e la lavorazione dell'asbesto. Tuttavia nel 2003, quindi qualche anno, un po' di anni dopo, è entrata in vigore la legge 326 del 24 novembre che prevede proprio i benefici previdenziali ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto. Questa è sicuramente una buona legge, è un vero peccato che in Sardegna... Presidente, interrompo? Ha ragione, onorevole Zunchetto. Colleghi, se prendete posto, grazie. Io credo che meriti un attimino attenzione il fatto che le buone leggi italiane non vengano applicate nella situazione sarda, e a questo punto io vorrei riferirmi anche a una piccola tabella, dati riferiti proprio dall'INAIL per quanto concerne la richiesta fatta da lavoratori che sono stati esposti all'amianto, e quindi una richiesta di riconoscimento dell'esposizione. Per cui i dati dicono che il Piemonte, di queste richieste, in Piemonte sono state accolte il 24%, mentre il 45% sono in esame. In Valle d'Aosta quelle accolte risultano il 44%,
in Lombardia il 23%, in Liguria il 29%, per quanto riguarda la Sardegna invece la percentuale delle richieste fatte dai nostri lavoratori crollano al 4%. Solo il 4% delle richieste dei lavoratori sardi sono state accolte, restano in esame il 50% e il 46% sono state bocciate. Diciamo che questi dati INAIL vanno davvero qui in Sardegna controcorrente rispetto al resto d'Italia. Fra l'altro in un articolo dell'Unione Sarda che risale al 2007, dove si riferisce proprio di una missione della Commissione Lavoro del Parlamento Europeo a Porto Torres, dove si dice: industria, sperano nello scivolo 183 operai del settore petrolchimico. Allora il governo italiano invia la commissione di lavoro a Porto Torres per approfondire proprio l'argomento sui lavori usuranti negli stabilimenti del petrolchimico, ma in quell'occasione era emerso proprio il problema riguardante gli operai sardi esposti all'amianto negli anni 60, 70 e 80. Anni in cui sicuramente il problema della sicurezza era davvero l'ultimo dei problemi. Per cui la Commissione, di cui facevano parte diversi parlamentari sardi, e anche questo è un dato molto importante, quindi prese atto che gli operai sardi non godevano degli stessi benefici di cui godevano gli stessi colleghi loro a Porto Marghera e in altri siti presenti in Italia. Quindi dichiarò, parole testuali: oggi le aziende, è difficile, proprio non interessa l'argomento, il problema è che non ne frega niente a nessuno, per cui io mi sento idiota a continuare a intervenire su questi temi. Quindi valutiamo, intervenga Presidente, glielo chiedo per gentilezza, per evitare anche ignobili provocazioni non nuove. Per cui la Commissione parlamentare dichiarò: oggi le aziende hanno mostrato sensibilità ambientale, ma noi cercheremo di riconoscere il diritto di quei lavoratori che negli anni 60 erano immersi in una realtà inaccettabile. Dico che è un vero peccato che anche in quell'occasione si presero in considerazione solamente i lavoratori degli anni 60, questo nel 2007, che significa che al fine del godimento proprio di uno scivolo pensionistico di 2 anni, direi che la Commissione europea era davvero fuori tempo massimo, perché significa che a distanza di ben 47 anni i sopravvissuti all'asbestosi o al mesotelioma in ogni caso sarebbero stati già in pensione da un pezzo. Dei lavoratori che operarono negli anni 70 e negli anni 80 alla stessa Commissione di cui presero parte anche dei sardi, non si fece assolutamente cenno, per cui io chiedo che la Regione Sardegna davvero abbia un forte risveglio su questi temi. L'altra beffa che riguarda i controlli, e il collega Loci è stato abbastanza preciso, è che i nostri lavoratori, anche in zona San Roque, non vengono sottoposti ai test giusti, perché è inutile che qui si esami la saliva che si produce nel cavorale dove non si trova un bel nulla, mentre non solo non si fa un attacco e quindi un'indagine più appropriata, ma non si esamina neppure l'espettorato, perché in questo caso i colleghi mi insegnano che l'indagine si fa sull'espettorato ed eventualmente su un lavaggio bronchiale. Siamo lontani anni luce, per cui io chiedo una forte sensibilizzazione della Regione Sardegna perché intervenga anche in difesa non solo dell'ambiente, delle collettività, ma anche in difesa dei nostri lavoratori. Grazie.